L'appuntamento è per le 15 all'Hotel Anthony Palace di via Mattei a Marcon per quelli che si annunciano come gli stati generali dei movimenti autonomisti d'Italia, un tema particolarmente caro al Veneto, dopo l'esito indiscutibile di un referendum che attende ancora una risposta da Roma. Sono quasi tutti presenti, dal Tirolo dello Spartai al patto per l'autonomia del Veneto, al patto per il Friuli che con noi ha organizzato la giornata, ad altri movimenti della Toscana, del Piemonte, della Lombardia, e si parlerà di autonomia, il valore dell'autonomia come metodo di governo del Paese. Autonomia per tutte le regioni. Chi vota contro, chi rema contro l'autonomia sta remando contro un referendum che ha avuto il 98% dei voti e sta remando per portare i soldi dove vanno adesso, alla mafia. Quella che il Patto per l'Autonomia Veneto sta promuovendo è una rete di alleanze che non intende arrestarsi ai confini nazionali, ma estendersi a tutti i movimenti presenti in Europa. Il 98% dei veneti ha votato per l'autonomia dentro quello che sono i parametri dettati dalla Costituzione e dalla legge, quindi non c'è niente di particolare. La risposta non può essere che sì, se è no è contro la Costituzione. Sarebbe accettabile un discorso, diciamo, progressivo che dicesse va bene adesso questo, poi quell'altro, invece si sta rispondendo sempre di no e si difendono delle posizioni indifendibili. A Marcon sarà un'occasione unica per vedere deputati europei, consiglieri regionali ed altri rappresentanti dei movimenti autonomistici. Trovate in internet tutte le indicazioni, ci sono a disposizione tutti i nostri esperti e molti esponenti dei vari movimenti, ci sono delle tavole rotonde e verrà anche risposta a tutte le domande che si faranno e si prenderanno i contatti per chi non ce li avesse con il nostro movimento.